Pronto? 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 Buongiorno. Sì, che ci manca la luce, no? Sì, purtroppo sì. Ah, ci manca anche no, con la luce? Sì. Sono Nenzi, mi hai riconosciuta? Signora, buongiorno. Buongiorno, sono Nenzi, Nunzia, mi chiama come vuole. Nunzia. Ci chiamo di tu, Le posso dare del tu? Chiamami di tu, va, come ti chiami tu, sono Gianfranco? emozionato. Sì. Quanti anni c'hai, Gianfranco? 25. Chiamami tu ossia, no del tu, ma cosa ne pazzi, diamoci del tu, ma cosa ne impazzire? Ma signora, ma lei prima mi dice... Chiamami signora, guarda, io ti do del tu e tu mi dai del lei, Avanti, senti? forza. Sì, Ok. ma manca la luce, no? Sì, Che purtroppo- manca, ma allora com'è che siete in onda se manca la luce? Com'è che siete in onda? Come siete I in onda? potenti mezzi di Radio Fantastica. Niente di meno, cosa certo. dei pazzi, ma comunque l'altro che ero che stavamo compilando qua un modulo, no? Che modulo? Che abbiamo fatto con Ignazio, mio cugino Ignazio, Sì. abbiamo fatto un investimento economico. Un investimento. Egitto, Sì. con un'assicurazione, abbiamo fatto un investimento economico con un'assicurazione. Che vuol dire? Niente, in pratica picchiamo un anno, mi sono messa la strada. Ignazio facendo finta che faceva manovra, è andato indietro, avanti, arreri, avanti, sul misero sotto, io scioppeavo. Ora Sì. il nonno giustamente, come un tocchio si rompe, e visto subito, tocchio a mano, ambulanza, via, portato all'ospedale, no? Sì. Io sapevo, è stata un'operazione economica, proprio un investimento vero e proprio. Ma un anno come sta? Un anno io è contento. Come contento? Un anno basta correre all'ospedale, più felice di lui non c'è nessuno. Addirittura. Che ci è abituato, capisci? Nel suo habitat naturale. Solitamente non è una cosa positiva, una cosa bella. Però poi un anno, sì, io come arrivo all'ospedale lo conoscono tutti, c'è stato tante di quelle volte. Ho Perché capito. lei deve sapere, anzi tu devi sapere, caro Gianfranco. Sì. Ti posso chiamare Gianfri? Gianfri, no, però vabbè. Non ti piace Gianfri? No, preferisco Come ti Gian, piace? Come? Gianfranco. Gian? Gian e Pinotto. non Anco, lo ti so. piace Anco? Vabbè, comunque, come schifo ti chiami, chiedo che Piricuddo, va bene Piricuddo? Ok, andiamo. Oh, un anno devi sapere, caro Sì. Piricuddo, che ormai è stato operato tante di quelle volte, ci hanno fatto tante di quegli interventi operatori, Sì. che ormai turista, no, non ce ne danno più punti, non lo cuciono più. Un anno ormai c'è una cinnera misa che ci mette do codo qua dalla carota, Praticamente hanno messo una carota do cerniera. codo, come si chiama la carota do codo? Che c'è? Come che c'è la carota, no? Fino a qua il dico. Ok. Oh, ci mettete qua A questa la carota, cerniera? c'è una cinnera, proprio Sì. una zippa. Per evitare che lo tagliano sempre. Sì, praticamente. tu rapolo, lo chiudono, Sì, quando sì, c'è sì. giù e ci pigliano una cosa, c'è l'euro, c'è la cangiano, capito? Ce l'ha cangiato un sacco di cosa un anno, Mamma mia. Magari senza garanzie, perché ci abbiamo amicizie, hai capito? Per cui un anno Ecco, all'ospedale è uno che è di casa, no? È munduato, è Lo conosciuto. conoscono tutti Sì, quanti. C'è amicizia con i dottori, con i professori. addirittura. Sì, il Addirittura. primario, come? Il primario ormai sono amici. Ho saputo addirittura che un anno con Sì, primario sono compagni di briscola in 4. Addirittura, compagni di briscola in 4. del reparto. Fanno i tornei tra i vari reparti, insomma. Ci mancasse un anno io in un reparto geriatrico, no? Con È primario. stile Champions League praticamente. Esattamente, fanno proprio il torneo di briscola nell'ospedale la notte, no? Di notte c'è questo torneo, per cui un anno ogni tanto, ogni 15 giorni si fa ricoverare, che c'è il torneo, no? Sì, in sì, tempo sì. bestono, usciamo, ci levano qualche cosa, ci fanno una flebbo che io c'è giù, no? Un anno i flebbo ci fanno, ma io la canula, ce l'ave direttamente incorporata, c'è una specie Addirittura. c'è un bottosino con stoppaglio, no? Se c'è spinto sto paglio, si ci azzecca direttamente. C'è il rubinetto, Assolutamente, praticamente, sì, bravo, sì, sì. bravo. Per non farci sempre puttosa, no? Ma certo, ci azzecca certo. sempre la canula. Quindi abbiamo fatto questo investimento, noi abbiamo guadagnato dei soldi, Sì. giusto? Ora stavamo facendo il modulo e purtroppo è mancata la luce e quindi non E quindi sappiamo come andare avanti. non no? si può fare niente. Pazienza. Un anno invece dicevo appunto questa cosa dell'ospedale è una cosa Sì. bellissima per lui perché c'è tutti gli amici, no? Ma ora lui è lì in C'è ospedale. il amico con la caposala, è amico con tutti gli infermieri. Ma allora noi lo salutiamo, Fa magari magari ci sta diagnosi, ascoltando. ormai io fa magari diagnosi, come se sono un malato nuovo. Io ci dici che cosa hai, e c'è zicca magari. Addirittura. Io ormai è diventato un esperto. Ormai è un esperto, infatti. Certo, sa tutte cose. Di quante volte è stato ricoverato? Un anno sembrava fare iniezioni, sembrava come si Magari. mette la flebo, tutto cose, Addirittura. certo. L'utilizzo del catetere Safe Service. Di un anno, io utilizzo il catetere Safe Service che è un piacere. È una cosa eccezionale, è troppo bravo. Per cui insomma siamo contenti e felici di aver fatto questo investimento. Insomma, sta facendo carriera, quando ho capito. Siccome sta ascoltando un anno in questo momento del reparto, Sì. voglio salutare un anno e tutto il reparto, tutte quelle ricoverate con un anno, va Va bene? bene, li salutiamo anche noi. di Ce la Radio possiamo Fantastica. mettere una canzone per loro? Ce l'ha una canzone per loro? Mettiamo un brano di Renato Zero. Di cui? Di Renato Zero. Un anno, non quello che la denunzia. No. E vabbè, ce la menta, va. La ringrazio, arrivederci. Signora Nenzi, buona grazie. giornata. Buona giornata alla Catalla, a lei. La Catalla.